si avverte il personale tutto che per qualsiasi comunicazione bisogna rivolgersi al dottor Gargiulo, il nuovo dirigente sanitario. Ma che sei scemo, sei scemo! Signora Elvira, ma che fa? Faccio la pulizia nella bacheca, come si diceva nel 68. La bacheca è mia e la gestisco io. Ma lei a volte mi stupisce, sa? Conosce il 68, l'anno che ha rivoluzionato il mondo. 68? Pensavo che ero Pullman. O Pullman. Eh sì, Pullman che piglia mia figlia e quando deve andare a scuola. Che uno tornava da scuola e mi diceva sempre: mamma, nel 68 si diceva, nel 68 si diceva. Stavo così, 68 ero Pullman. Comunque, per sua conoscenza, nel 68 lo slogan era l'utero è mio e lo gestisco io. E me ce la fa? A fare che? A gestire l'utero. Certo. Non sta andando a folla così. Mo' vediamo. Ma vi sembra il caso, signora Elvira, di scrivere sulla bacheca un contravviso per stu Gargiulo? Non è solo il caso, è il casissimo. Il casissimo. Voi usate un vocabolario tutto personale. E beh? No, niente, se mi serve qualche volta lo posso usare. Ma che cosa? È il vocabolario. Ah, sì, ma solo a pagamento. Che generosità. Signora Elvira, mi è diventata una fissazione Gargiulo per voi. Non è una fissazione, quello se ne deve tornare, l'ho detto dal primo giorno. Deve tornare al nord, anzi... A nordissimo. Bravo. Questa te la do gratis, va? No, ma volete scherzare? Per carità, la cultura va sempre pagata. Sei insistito. Chiunque si permette di cambiare turno senza il permesso della sottoscriva, no, ne pagherà le amare conseguenze, anzi conseguenzissime, firmato io. Ma cose da pazzi, è inaudito. Ma sì, io dovete che tengo concerto di Gigino. Di chi? Gigi d'Alessio, la capazza. Non ho capito, lei per domenica per andare ad un concerto cancella il suo turno di notte. È normale. Ma come è normale? Lo sa che lei è un anestesista di questo ospedale? E beh? Come beh, per fare questa cosa deve chiedere un permesso preventivo. Ah, e beh, l'ho chiesto. A me non è arrivata nessuna richiesta. No, io l'ho chiesto alla signora Elvira. Elvira? Vuole la guerra, e guerra sia. Vabbè, fate l'amore, non fate la guerra. Oh no, voglio. Gli imbabelli la volta. Ma vorrei... Signora Elvira, un altro avviso per il dottor Gargiulo. Eh no, questo è il controavviso. Oh mamma mia, voi lo dovete smettere con questa fissazione col dottor Gargiulo che per forza lo potete cacciare dall'ospedale. Io lo dico pure per voi, che miseria. E poi voglio dire, siete vedove da tanti anni. Una donna di potere come voi, ecco, ha delle necessità. Io perciò arrotondo, per necessità, casomai ti chiedono, tu ricevesti. No signori, io intendevo dire un altro tipo di necessità. Cioè? Cioè, quel tipo di necessità. Cioè? Signora Elvira, il sesso. Cioè? E questo che sarebbe? Questo è un sito per incontri. No, incontro già non so a che gente, la mattina sera in ospedale, qua incontro vuoi fare tu, no? Signora Elvira, ma allora siete tosta. Ma in senso buono o in senso malamente? Perché se in senso malamente tenga la scopa, Non signori, voglio dire, dovete aprire il vostro cuore all'amore. E intanto te la paga. Vabbè, lasciamo stare, comunque è semplicissimo. Qua mettete tutti i vostri dati, poi una bella foto, ovviamente non vestita così. Perché? Che tiene la ricetta? No, non mi fraintendete, state benissimo così. Però ci vorrebbe una foto un po' più che state preparata. Vabbè, vestitevi come volete voi, pure con la mazza a mano. L'importante è che scrivete i dati e tutto quanto. Sì.
Poi a un certo punto scrivete tutte le caratteristiche, quello che vi interessa di un uomo Sì. e incominciano ad arrivarvi le mail. Le mail non sono quelle del fruttivendolo, mi raccomando, sono le lettere di internet. Guarda che lo so cosa sono. Da quando a me le ci ha inviata la gargiula. Ancora questo gargiulo! Comunque mi fa piacere che siete telematica. E per questo anche telegenica. E che c'entra? Non lo so, però non so anche che significa telematica. Qua che devo scrivere poi? Il segno zodiacale. Perché mi devi fare l'oroscopo? Oroscopo, signor Elvira, è per l'affinità. Ma tu non stavi in fin di vita. La settimana scorsa. Poi è venuto Gargiulo e l'ha salvato. Peccato perché mi serviva il lettino. Il dottor Gargiulo è un santo. Con quest'ultima affermazione ti sei giocato il posto della stanza. No, signor Elvira, vi prego, mi rimangio tutto, basta che mi togliete da qua in mezzo, vi prego. Troppo tardi. Passerei 2 giorni in corridoio. Questo, signor Elvira. Oh, vero? Sì, questo mi piace. Bello, alto, moro, ben dotato, disposto a tutto. Ti vedo entusiasta, o tu? Magari. Ma c'è scritto etero. Beh, chi si dà una malattia, mo vorrà a me. Avete ragione, proprio una malattia. Cerchiamone un'altra. Facciamo presto, però tengo che fa. Signora Elvira, il dottor Gargiulo la sta cercando e credo voglia colloquiare con lei circa l'alterco che vi ha coinvolto l'altro giorno. Cari. Niente, Gargiulo vi sta cercando per farvi una cazziata. A me? Che boh fa Gargiula, cazziata? Ma lo faccio pure io. A me mai nessuno mi ha preso con la mazza. Ah no? Che peccato. Mamma mia, dottoressa, vi sono, ma come vi viene brutto a salirmi alle spalle? Ah, saliti, Geppini, io mi sono appoggiati che con questi occhiali non vedo niente. Ah, sono belli però. Belle, eh? Sì. È quello la dottoressa di Toro Augusto. Ah, ve li ha prestati? Prestata di Toro, con quelli in mano a canguro. No, li ho presi in un momento di distrazione. Allora li avete rubati? No, rubare è una parola forte. Li ho presi mentre il proprietario era distratto causa taccagneria. Dottoressa, li avete rubati? Geppi, la verità è che da quando ho fatto il corso per il contenimento della rabbia, ti ricordo quando il seggia giochiavate in capo alla gente? Sono guarita dalla rabbia, ma si sono manifestati una serie di effetti collaterali. Dottoressa, avete mai pensato di andare in analisi da un bravo psichiatra? E più bravo me la trovo. Toglietemi una curiosità, ma tra gli effetti collaterali ci sta anche lo sdoppiamento di personalità. Perché? E voi avete detto di essere una brava psichiatra. Che io? Dottoressa, voi mi fate paura. Signora Elvira! Signora Elvira! Geppini, ma stai cercando l'anima gemella per Elvira o per te? Per la signora Elvira, però non si può mai sapere. E posso approfittarmi anch'io? Uffa, dottoressa, quella è la mercanzia, già è poco, in quanti di noi ce lo dobbiamo dividere? Vabbè, non fa con me a di tour. No, per carità, va a finire che vi prendete il computer. A te non lo farei mai. Lo sapevo. Allora, cerco uomo alto, bello, giovane. Dottoressa, ma com'è che senza occhiali scrivete così bene? E gli occhiali mi servono per leggere, mica puoi scrivere. Ah, sessualmente attivo. Niente più? No, che ci veda bene. Se lo dobbiamo fare, facciamolo con tutte le comodità, no? Mi pare giusto. Va. Arrivare alle minacce, si rende conto? Dottor Gargiulo, si calmi. Calmarmi, io ho il sangue che mi bolle. Bolle? E allora? Venga qui. Non dirmi no. Voglio proprio vedere che turno mi hanno messo. 14:20, a posto. Cancellato io. Chi ti aspettavi? Non dirmi mai che è stata bella quella notte a Napoli. Elvira, siccome mia moglie domani sera non può venire al concerto, non è che volete venire voi? Dottor Vicino, ma ci state provando con me? Elvira, ma quello il dottor Micilla ha sempre avuto un debole per voi. Debole, debole. E facendo passa sto debole debole. Quella è la signora Elvira, sottovaluta il suo sex appeal. E perché? E perché? Dottor Micillo, ma non avete anestesia oggi? È vero, la colonoscopia con il signor Foglia Manzilla là. Vabbè, voi a me non mi avete visto. Io? Sicura. Volete venire al concerto di Gigi? Dottor Gargiulo,
Gargiulo! Dottor Gargiulo! Non ci sono più i capi di una volta. Serena, che è successo? Niente. Oh, mi dispiace, ma i medici nordici sono sempre molto più freddi, anche se hanno origini napoletane. E intanto il tempo passa. Il mio orologio biologico corre. La tetta se ne scende. Ma perché, Geppino? Si vede molto. Che dice? Rinforzo il push-up. Serena, con me non funziona. Anche lei freddo. No, io gaio. Mai dire mai. Sì, sì. Geppi, ma allora è vero che Elvira sta cercando la sua anima gemella? No, glielo sto cercando io. E allora dai a me. Ecco, con questa descrizione sfido io, nessun uomo potrà resisterle. Ho capito, Serena, ma non c'è una sola parola che corrisponde a verità. Appunto. Adesso vado, Geppi, perché dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 in pediatria, dalle 12 alle 13 in salumeria. E mi pare anche giusto. Ricorda, Geppino, mentire, mentire, mentire. Mentire. Ma sì. Allora, che posso aggiungere? Oltretutto sono anche una bomba sexy, sensualissima, disponibile e disinibita. Oh, mamma mia, dottor Micillo, la dovete smettere di inseguirmi! Lo sapete che faccio? Muovo cagno turno e mi indosso o concetto e Gigi D'Alessio. E voi mi fareste una cattiveria di questa maniera? Certissimamente sì. Come adoro questo vostro modo di parlare, spiccio spiccio. Dottor Micillo, io picchio e voi ne sapete qualcosa. Ecco. Eh, E chi se li dimentica quei bei mazziatoni che mi faceva dall'inizio per sapere se sapevo qualcosa di importante sul dottor Gargiulo. brava. Ma che nostalgia, che vedete? Dottor Micillo, voi non state bene, voi vi dovete ricoverare, dovete andare in ospedale. Ma io sto in ospedale. Oh, dico in ospedale che funziona. Allora devo andare all'estero. Bravo, emigrate, Micillo. Emigrate all'estero, emigrate. Ma boh, emigro. Prima mi sento a Gigina e poi emigro. No, ma non mi trovo questi turni. Ma sai che faccio? La visione la metto alle 17 e Micillo faccio fa proprio festa. Signor Elviro, questo vi ha risposto. Ma chi? L'uomo della vostra vita, il principe azzurro sul cavallo bianco. Diciamo che nero ciuccio. Ma non siete pessimista. Vabbè. Fatemi leggere. Allora, ho letto il tuo profilo. La foto è un po' sfocata, va bene, ce ne importa. Ma si capisce che in mano hai uno scettro. Forse perché sei una regina? Ma che è il suo spettro? È un fantasma, un spettro. Qua spettro. Lo scettro, quello che c'hanno in mano le regine. Ma in mano tenga la scopa. Appunto, la scopa è il vostro scettro, vi rappresenta. Non si capita, chi si ci piace la scopa mia? Aspettate, fatemi continuare a leggere. Allora, le parole con cui ti descrivi, vita, Cioè? poi vi spiego. Mi hanno molto colpito. Mamma mia, questa occasione, signor Elviro, non la possiamo perdere. Questo è l'uomo della vostra vita. Guardate un po' la foto. Fammi vedere la foto. Ma chi si è nel 18 anni? E quella l'ha detto che la foto è un po' vecchiotta. È un po' vecchiotto, ma se era si metteva che le roba battesimo. Vabbè, ma non cercate il pelo nell'uovo. Geppino, questo pelo non ce l'ha solo nell'uovo. Guarda qua, pare un uomo lupo, sai. Ma che c'entra? Quello è il colbacco di pelliccia. Che è? Io strusce pilush. Senti, io non vorrei marignare. Allora, questa ha messo una fotografia che teneva 18 anni. Te una zoccola in capo. Geppino, questo è più gaio di te. Voi dite? E allora se permettete... ciao. Sai, mi ha colpito molto il tuo struscio di piluscio. Mamma mia, ma state ferma, fermo! Oh. Mi avete fatto fare quella figura? Io? Avevate detto che era gay? Che ne so? E poi mica ho detto che dovevi fare l'evro a posto. Oh, scemo. Oscene, no scema. No, scemo sei tu. Sempre Tu. gentile, eh? Sì.
Comunque mi ha fatto una schifezza. Ha fatto buono. E mo sto nervoso, sto. Mo me ne vado nella camera iperbarica. Stende le rughe. È arrivata la chat dell'amore. Vediamo che dice. So chi sei, ti ho visto tante volte in ospedale, con lo scetto del comando in mano. Da voto tu spettro comando. È una scopa. Vediamoci tra 10 minuti alla bacheca, buca vicino. Buono. Mi riconoscerai dalla mascherina dell'ossigeno. Signora Elvira, ma è bellissimo che nonostante l'età siete ancora desiderata. Qual è età? L'età? Quella è la signora nel fiore della gioventù. Tu non sfottero che ti cambio spacciatura. No, io mi trovo così bene con Carmeniella. Ma certo che conquistare Micillo e l'uomo in barella. Ah, a proposito, come si chiama l'uomo in barella? Uomo in barella. No, dicevo che la fortuna non è che poi l'ha assistita. Ma tu sei solo sta vocale. Comunque, la fortuna mi ha assistito invece, perché l'uomo ideale l'ho trovato con la bacheca, altro che internet. Allora, uomo bello, di successo, capello selvaggio e fisico scolpito. E ha scelto lei? Ma non una cosa in faccia. Ancora, ha scelto me. Donna di successo, discreto, bella, non c'è male, soprattutto potente. Lo vedi questo? È lo spettro del comando. Matura, energica e potente. Bello capello selvaggio, fisico scolpito. Signora, noi oggi non ci siamo mai incontrati qui. Mai visti. Bene. Bene. Poi come funziona lo spettro del comando. Chissimo, è grossa e saporecca. Tecnologica. No, ma non si vede niente. Ecco qua. Poi manco con queste si vede niente. È meglio che faccia a memoria, no? Non c'è male, vero, Oddio, bello proprio. No, non direi. Alto. Si caratterizzatelo. L'unica cosa è come faccio a controllare se è sessualmente attivo. Beh, questo è più difficile. Ui, che è? I trilli. Vediamo un po'. Là. Mi ha mandato un video, la vita. Un video, un video. Chi è, Micillo? Sì, che c'è? Ah, Micillo, venite un attimo qua. Micillo, per favore, guardate un attimo qua sopra, per favore, io non... È interessante. Ah, sì, che cosa vedi? Dite. Vabbè, è un poco sconveniente. Amici, alla nostra età sconveniente. Che si vede? Ma poi, caso mai vi faccio un riassunto, Oui. Un riassunto. No, giuro, domani vado dall'oculista, costi quel che costi. Basta. Micillo! Micillo! Chi è? Ah, no, amatore. No.